Dal 6 al 7 maggio un fine settimana per riscoprire Padova fluviale grazie allo sport. Dopo il successo dello scorso anno con più di 700 partecipanti provenienti da oltre 30 province da tutta Italia, torna la Padova Water Marathon, la manifestazione amatoriale non competitiva che valorizza gli scorci del Bacchiglione più suggestivi e che fa riscoprire il patrimonio fluviale, storico e culturale della città. Non è da tutti conoscere Padova attraverso il nostro percorso fluviale e questa manifestazione è nata proprio per quello, è nato proprio per mettere assieme la possibilità per gli agonisti di fare 20 km per cimentarsi in una vera e propria gara, ma soprattutto per tutta l'attività per i ragazzini, per gli amatori, perché la partenza di domenica dalla Canottieri, domenica 7 maggio alle 12, è uno spettacolo che non si può perdere. L'evento è organizzato dalla Canottieri Padova con il patrocinio della Regione Veneto, la provincia, il comune di Padova, il CONI e le federazioni sportive. L'idea è anche quella di avvicinare al canottaggio anche chi non lo pratica come sport, a suggerirlo un campione come Rossano Galtarossa. Padova Water Marathon è stata pensata soprattutto per gli amatori, gli appassionati, non solo per gli agonisti. C'è il circuito, chiaramente il via, lo start per gli agonisti, però noi contiamo che siano tantissime le persone che vogliano provare anche per la prima volta, cercheremo di guidarle, l'abbiamo già fatto, siamo convinti che si possa fare. L'anello è un pochino impegnativo, ma abbiamo anche quello che è detto il motoscafo scopa, quindi se qualcuno non ce la fa poi aiutiamo anche a tornare comunque sicuramente alla Canottieri. Le iscrizioni sono già aperte, 2 i luoghi di questa edizione. La giornata di sabato si concentrerà nel nuovo Padova Water Marathon Village, allestito in prossimità delle chiuse di Volta Barozzo per ospitare gli eventi della giornata. Domenica invece ci si sposterà alla Canottieri, da dove partiranno le sfide internazionali.